Bologna si prepara ad accogliere la manifestazione organizzata dalla Lega, a cui anche Forza Italia parteciperà, oltre che Fratelli d'Italia, e questo è il clima di tensione che troveranno i veneti pronti a raggiungere il capoluogo emiliano. 4 le manifestazioni previste contro l'iniziativa del Carroccio e contro il suo leader Matteo Salvini, ma ciò non scoraggerà i sostenitori veneti del centrodestra. Sono annunciati infatti ben 100 pullman, 3 volte di più rispetto ai circa 35 che partivano verso Pontida negli anni d'oro della Lega. Lega che ricorderà anche la figura del vicentino Hermes Mattielli, condannato per aver sparato ai 2 nomadi che si erano introdotti nella sua proprietà e morto per un infarto 2 giorni fa. Essere tutti insieme a Bologna significa preparare il futuro, costruire un futuro un po' più tranquillo, un po' più libero, anche nel nome di Hermes Mattielli, perché domenica sarà con noi, perché è un omicidio di Stato. A Bologna i veneti vanno per sancire la riunificazione del centrodestra, obiettivo principale dei prossimi mesi insieme all'opposizione forte al governo Renzi. Noi siamo contro Renzi, contro questo centro-sinistra che è ormai litigioso e soprattutto incapace e inconcludente. Noi ci collochiamo chiaramente nel centrodestra, le idee sono chiare, naturalmente con Matteo Salvini che è ormai il leader incontrastato dopo il Berlusconi, e quindi non penso ci siano bisogno di primarie nel centrodestra. Nel centrodestra si possono fare le primarie per capire chi arriverà secondo. A Bologna si parlerà anche di immigrazione, cavallo di battaglia del Carroccio. Volevo innanzitutto delle misure forti contro questa immigrazione che ormai è fuori controllo. La manifestazione di Bologna è proprio contro le direttive di questo governo che non è in grado di dare risposte a quelle che sono le esigenze della gente. Tra le province del Veneto forse sarà Venezia quella con la presenza meno numerosa, ma dal Carroccio locale giungono comunque segnali di ottimismo. È un bel passo in avanti perché questo potrebbe essere il primo segnale di una riunificazione del centrodestra. Venezia è una città particolare, di conseguenza noi ci aspettiamo che partecipino anche i forzisti di Venezia. Quanto a Forza Italia, incerta fino a poche ore fa sul da farsi, ha sciolto le riserve dopo l'annuncio ufficiale del suo leader Silvio Berlusconi, ma tra gli azzurri del Veneto c'è la consapevolezza che prima di lanciarsi tra le braccia della Lega occorre ritrovare serenità all'interno del partito. Può essere che ci siano anche delle opportunità derivanti da manifestazioni come questa, però io penso che bisogna ripartire dalle esperienze di un decennio fa, quando effettivamente il centrodestra sapeva qual era la direzione, qual era la barra da tenere.